L'aggressione di Mogliano, non dormo più a mio figlio, chiederei perché l'hai fatto, così la mamma del 15enne in carcere. Intanto Marta Novello potrebbe essere dimessa dall'ospedale prima di Pasqua. Slitta domani mattina l'attivazione della piattaforma web per le vaccinazioni bloccata anche a causa dello stop nelle consegne dei vaccini. La campagna invece riprenderà martedì 6. Maxi focolaio a Borso del Grappa dopo un funerale con la presenza di un coro senza mascherina, già 12 positivi trovati, ma i partecipanti erano più di 70 sottoposti a tampone e in isolamento. Parametri sotto la soglia di allarme, il Veneto domani potrebbe essere riclassificato dal governo in zona arancione. L'annuncio di Zaia: se così fosse la prossima settimana anche le superiori potrebbero tornare in presenza. Controlli rafforzati per Pasqua e Pasquetta, confermarli il prefetto di Treviso che annuncia verifiche serrate su autodichiarazioni ma anche presenze in casa. Il racconto tra rabbia e lacrime di un ristoratore di Falzè di Piave. Ieri un controllo delle forze dell'ordine, un verbale dopo che aveva aperto per asporto da appena 2 giorni. Anche esercenti e artigiani trevigiani alla protesta nazionale che ha visto rallentare a passo d'uomo il traffico lungo l'autostrada A1 a Bologna. La diocesi di Treviso istituisce un fondo a sostegno di famiglie ma anche di imprese in difficoltà, 500.000 euro già stanziati dal vescovo Tomasi, che in anteprima ai nostri microfoni spiega l'iniziativa. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ancora i fatti di Mogliano in apertura di questa edizione, perché oggi la mamma del 15enne in carcere con l'accusa di tentata rapina e tentato omicidio ha parlato, ha dato la sua ricostruzione dei fatti. Gli chiederei perché lo ha fatto, lo sfogo della donna. Quando i carabinieri sono venuti a casa, ho pensato che mio figlio avesse avuto un incidente. Non volevo crederci a quello che mi dicevano sull'aggressione. Ho chiesto se davvero erano sicuri si trattasse di mio figlio. Così la mamma del 15enne accusato di aver aggredito Marta Novello ripercorre nello studio del suo legale in Piazza delle Istituzioni a Treviso l'avvocato Matteo Scussat il lunedì che ha cambiato per sempre la vita del figlio, ma soprattutto quella di una ragazza che fortunatamente si sta riprendendo e che potrebbe già tornare a casa per Pasqua dopo aver lottato tra la vita e la morte in terapia intensiva al Cafoncello. La madre del 15enne dice di essere rientrata nella sua abitazione di Marocco quel pomeriggio del 22 marzo alle 15:30, di aver salutato il figlio e poi di essere andata a farsi una doccia. Alle 16 il ragazzo non era più in casa, c'era però il suo cellulare, un fatto definito anomalo dalla donna. Non si accorge però della scomparsa del coltello da cucina che è emerso dalle indagini, il ragazzo ha usato poi contro Marta. Pensavo fosse in giro con i suoi amici, usciva ogni pomeriggio con loro. Prima del Covid andava a scuola ed era contento. Si allenava a calcio 3 volte alla settimana, poi la partita la domenica. È sempre stato solare, mai violento e nemmeno aggressivo. La didattica a distanza lo stancava, faceva fatica a seguire le lezioni. La sua routine è stata stravolta. La mamma non entra nel merito di eventuali contatti con la famiglia di Marta, dice di aver ricevuto la vicinanza del parroco e di molti vicini di casa e conoscenti, ma non quella del sindaco. È stata una tragedia anche per noi. Se avessi colto dei segnali preoccupanti, avrei fatto subito qualcosa. Non dormo mai, ci penso sempre, come ho sempre pensato a quella ragazza. Sono contenta stia meglio, è stato un sollievo. Nel frattempo, proprio in queste ore, è stata affidata a un consulente di Mestre l'analisi di cellulare e PC del ragazzo alla ricerca di una spiegazione per quel tentativo di rapina tutt'altro che chiaro nelle dinamiche e nelle intenzioni. La mamma a tal proposito nega problemi economici e non risponde su possibili dipendenze del figlio. Di certo questa è la linea della difesa, bisognerà interrogarsi sugli aspetti della mente e qui la parola spetterà agli psicologi, anche se finora non è stata disposta ufficialmente nessuna perizia. Restano insomma tanti interrogativi. Mi chiedo solo il perché di tutto questo. Se potessi, gli chiederei il perché. Ancora per la cronaca, coppia aggredita a calci e pugni in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. I carabinieri hanno individuato e denunciato 3 minorenni. Il fatto era avvenuto nel pomeriggio del 12 dicembre scorso, quando un ragazzo di 19 anni e una di 18 erano stati picchiati con violenza senza motivo dal terzetto, tanto da finire in ospedale per le ferite. I 3 responsabili, una ragazzina sedicenne della Castellana e altri 2 giovani, un'altra sedicenne e un 17enne
cittadine della provincia di Trento sono stati identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso l'aggressione. Restano ignote al momento le motivazioni, certamente per futili motivi, anche considerato che vittime e indagati non si conoscevano. Il Veneto verso la zona arancione, tutti i parametri sono al di sotto della soglia massima, a dirlo è stato oggi il presidente del Veneto Luca Zaia. Intanto questa mattina c'è stato inevitabilmente l'assalto al portale regionale per le prenotazioni, molte le criticità che saranno risolte entro la serata di oggi. Ragazzi, incrociamo tutto quello che possiamo incrociare. Se sarà confermata la nostra proiezione che la dottoressa Russo con i suoi uffici ha fatto, noi domani speriamo auspicabilmente che ci sia un passaggio di colore. Il contenimento del Covid c'è. I dati dell'R Conti lo dimostrano, 1.12, con un'incidenza di 226.8 sotto la soglia dei 250 per 100.000 abitanti. In caso di fascia arancione riapriranno anche le scuole superiori al 50%. Sul fronte vaccini, dalla prossima settimana arriveranno 120.000 dosi di Pfizer da destinare ai richiami, ai soggetti ultrafragili e ai grandi anziani ancora da vaccinare, che sono 100.000. Sabato arriveranno 103.000 dosi di AstraZeneca e entro fine settimana 38.000 dosi di Moderna, mentre dal 19 aprile arriverà in Veneto anche Johnson & Johnson. Per questo mercoledì la regione siglerà un accordo con le farmacie. Intanto è stato attivato il portale regionale per le prenotazioni. Stamane 18.000 persone sono riuscite a prenotare la vaccinazione, ma molte le criticità registrate. 4 o 5 ULSS oggi non hanno aperto le prenotazioni perché non avevano vaccini. Qual è stato il problema? Che dovevano bloccare con un banner, che adesso c'è, la prenotazione. Allora chi inseriva il codice fiscale in quell'ULSS si vedeva la scritta: lei non appartiene alla categoria che può essere vaccinata, e sotto un'altra scritta che c'è e deve restare: se ritiene di essere invece di avere diritto al vaccino, chiami il numero. Secondo voi cosa è successo al numero? È andato per aria, a 100 linee è andato per aria. Anche il call center con il numero verde unico regionale preso d'assalto dalle chiamate ha creato disguidi all'utenza che non riusciva a parlare con l'operatore. Quando si collega al sito della prenotazione, lei viene indirizzata ad una pagina che dà tutte le informazioni, compreso tutto l'elenco delle malattie fragili, fragilissimi, vulnerabili, che danno diritto ad accedere a quella categoria. Allora, non avendo quella pagina di spiegazioni, molti cittadini hanno telefonato per avere informazioni. Entro oggi le criticità, assicura Flor, saranno risolte. E tra le criticità, quelle registrate dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, dove c'è stata una falsa partenza per la piattaforma web che entrerà in funzione dalle 8 di domani mattina, assicurano dall'ULSS 2, e c'è da registrare anche un focolaio a Borso del Grappa dopo un funerale. Da domani i cittadini troveranno aperto il portale, troveranno gli slot che da martedì inizieremo a vaccinare, e speriamo che poi queste possibilità di vaccinare possano essere ampliate in altri giorni, perché ci auguriamo che i vaccini arrivino. Saltate le consegne, è saltato il sistema, anche quello delle prenotazioni online, da qui lo slittamento di 24 ore della nuova piattaforma web che entra quindi in funzione domani mattina. Dalle 8 di mattina il sito sarà utilizzabile, e quindi si può fare la prenotazione dalle 8. Oggi chi si è avventurato sul sito dell'ULSS 2 è stato accolto da questo messaggio: impossibile prenotare. Il combinato disposto tra overbooking nei centri vaccinali e frenata delle forniture ha mandato in tilt la macchina, creando ancora disagi nella serata di mercoledì, dove pure si è registrato un record di dosi somministrate, quasi 10.000. Di certo, fatta eccezione per i richiami di oggi e il Vax Day di sabato per la classe del 35, la campagna è sospesa fino a martedì prossimo. Ogni giorno che noi non programmiamo
fermiamo e non vacciniamo sono 9.000 dosi che non riusciamo a somministrare ai nostri cittadini. L'unica speranza a questo punto è che le 37.000 dosi destinate alla marca tra Pfizer e AstraZeneca arrivino per davvero e salvino la prossima settimana e le priorità fissate dalla Regione. Sicuramente andremo a vaccinare e finire gli over 80. Poi faremo le categorie fragili che le persone troveranno cliccando all'interno del portale e verrà fuori la lista delle persone fragili che potranno iscriversi. Garanzie arrivano per una particolare categoria. Per le persone over 80 che sono allettate, il messaggio è questo: da dopo Pasqua inizieremo noi, insieme ai medici di famiglia, a andare a domicilio delle persone. Più in generale la guardia resta alta, con l'ULSS 2 che guarda la Pasqua in famiglia con apprensione, visto quanto successo a Natale o a Borso del Grappa, dove un focolaio si è sviluppato da un funerale in chiesa in questi giorni. 76 finora le persone in quarantena, 12 positivi. I racconti di chi c'era parlano di una corale senza o quasi mascherine. Queste sono, come dire, le segnalazioni che ci sono arrivate. Sicuramente per diffondere il virus bisogna non mantenere le distanze e non avere la mascherina. Nuove telecamere e software targa system su tutti i lettori targhe nella città di Treviso. Entro la prossima estate i 29 lettori targhe verranno dotati del sistema di ultima generazione, procedendo a una graduale sostituzione delle telecamere esistenti con sistemi più sofisticati che permetteranno la ricerca dei veicoli anche solo in base al colore o al modello del veicolo. In questi giorni sono stati attivati 4 nuovi punti di videosorveglianza in zona Pescheria e nei prossimi giorni saranno funzionanti anche nuove telecamere cosiddette multisensor, cioè che vedono a 360 gradi, più precisamente una in piazza San Leonardo, una seconda in via Brigata Marche, incrocio con via Salsa, e una terza in via Bindoni. Una nuova telecamera è stata anche installata sulla rotonda in viale San Marco. E a proposito di controlli, sarà una Pasqua e una Pasquetta, saranno una Pasqua e una Pasquetta di controlli rafforzati nella Marca, ad annunciarlo il prefetto di Treviso. Abbiamo tutte le pattuglie che sono disponibili ovviamente sul controllo del territorio, e quando si fa il controllo del territorio evidentemente si vanno ad osservare, come dire, tutte quelle che possono essere le condotte non conformi alle norme. Pattuglie anti-assembramenti rafforzate per le festività pasquali. A sottolinearlo oggi il prefetto di Treviso per un provvedimento in linea con le disposizioni del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Prevenire quelle che possono essere possibili infrazioni al divieto di assembramento, e qui io faccio assoluta raccomandazione: evitare di fare cose all'esterno, quindi assembramenti in zone di passeggio e quant'altro, ma anche quelle meno visibili e quindi meno intercettabili, di riunioni familiari che possono e che abbiamo già visto sono state forse la fonte principale di contagi o dell'esplosione di alcuni contagi in alcune zone. Saranno intensificate le verifiche su autodichiarazioni per spostamenti permessi verso parenti o congiunti, ma anche possibili controlli sul numero di persone presenti all'interno delle abitazioni. L'invito a tutti debba essere quello di con comportamenti non opportuni, al di là delle sanzioni, non rischiare di vanificare quelli che sono gli sforzi che tutti stanno facendo nel mondo sanitario per finalmente dare una risposta definitiva a questa situazione. Sanzioni importanti dunque per chi presenterà un'autodichiarazione non conforme alla realtà, ma anche chi non farà bene i conti con il numero di parenti presenti in casa. E sul fronte vaccini il prefetto chiede comprensione, non contestazioni per file d'attese. Se c'è qualcuno che manifesta forme di insofferenza, non si può giustificare, perché il momento è talmente grave che, come dire, chi non lavora non sbaglia, per cui un po' di pazienza, e magari non è che dando di matto o assumendo atteggiamenti, diciamo così, non opportuni si possa migliorare la situazione. Adesso vi proponiamo un racconto tra rabbia e lacrime di un ristoratore di Falzè di Piave. Ieri un controllo delle forze dell'ordine e un verbale dopo che aveva aperto per asporto da appena 2 giorni. È successo. Non riesce nemmeno a parlarne che subito gli scendono le lacrime. Occorrono alcuni minuti perché Alessandro Dalbò, titolare di una delle tante osterie del quartiere del Piave, chiusa da più di un anno, recuperi la calma necessaria a raccontare la sua vicenda. Noi abbiamo sempre rispettato tutte le regole, tenuto sempre chiuso.
Da noi non mi è arrivato un aiuto, un centesimo, mai, neanche una lira. Da 2 giorni ho aperto per asporto. Ieri mattina abbiamo lavorato, ho fatto 60 euro di incasso, no? Con 2 ragazze da pagare, che ho aperto anche perché loro non sanno più dove andare a mangiare. Ieri sera alle 6:05 precise, no? Si è fermato 3 miei amici a domandarmi se potevo fare qualcosa da asporto, no? Voi aspettate che mi arriva la signora, la cuoca, che stava arrivando qua a spesa, e intanto vi offro un bicchiere di vino, erano seduti in 3 qua. Poi dopo appena 7-8 minuti l'arrivo delle forze dell'ordine. Documenti come fossero spacciatori di droga, documenti, 3 persone, 4 con me, 4 persone. Documenti a tutti, scritto, verbale, tutto un casino. A un certo punto mi sono ho preso tutti i bicchieri, li ho spaccati sui piedi, dicendo tanto i bicchieri non servono più, è inutile che tenga i bicchieri, no? Spacchiamo fuori tutto, no? Tutto là è il male che ho fatto a me. Tutto. Ma quindi perché erano dentro, in realtà avrebbero dovuto... Sì, non potevano stare dentro, non potevano in 3 persone qua. Quando in sue case private si radunano in 10-15, qua per 3 persone sono fermati come fossero dei delinquenti. Non ho firma niente, non ho firma niente. Quindi lei non sa neanche se effettivamente poi le metteranno una multa o qualcosa? Ma il problema non è la multa, a me multa mi frega niente della multa. Il problema è che la gente, avevo 3 persone, mando via queste, cosa devo fare? Dopo mesi che siamo chiusi. A questo si accompagna il mancato aiuto economico da parte delle istituzioni. Mi hanno risposto che a me non aspetta niente perché rispetto all'aprile 2019 non c'è stato un calo di fatturato. Ho aperto a luglio, hanno anche ragione, rispetto all'aprile 2019 non c'è un calo di fatturato, ho aperto a luglio. E si tratta, lo sappiamo, di un malessere diffuso oggi, non a caso la protesta nazionale delle piccole e medie imprese, ristoratori, ma non solo, che si sono ritrovati all'autogrill di Cantagallo a Bologna per bloccare a Passo d'Uomo l'autostrada A1. C'erano anche degli imprenditori trevigiani, gli imprenditori di Veneto Imprese Unite, come ci racconta il presidente Penzo Aiello. Eccoci, dopo essere stati sequestrati per 3 ore in autogrill, siamo pronti a procedere in A1 a Passo d'Uomo e bloccare anche l'autostrada del Sole. Tutti uniti, siamo finalmente usciti e stiamo bloccando completamente la A1. Abbiamo finito ormai la pazienza, non possiamo più aspettare. Ieri sera l'ennesimo decreto che ci impedisce di lavorare per altri 30 giorni, ma ormai non abbiamo più modo di andare avanti, siamo arrivati allo stremo delle forze e non ci rimane altro. In realtà non abbiamo neanche nulla da perdere, sappiamo che oggi rischiamo perché si rischia il penale, sappiamo che le forze dell'ordine sono comunque dalla nostra parte, devono garantire la sicurezza, noi cercheremo di far quanto in sicurezza, ma abbiamo bisogno di far sentire il nostro dolore. Ora è il momento di dire basta. Non accettiamo più quello che ci verrà imposto. Noi siamo pronti ad aprire, siamo pronti a lavorare, esigeremo sostegni veri, non le briciole arrivate fino ad oggi. Evidentemente preferiscono aiutare, dare 5 miliardi a chi si occupa dei pagamenti elettronici e ingrassarli, piuttosto che aiutare noi. Non siamo solo ristoratori, siamo tutte le categorie, con noi ci sono le estetiste, le parrucchiere, ci sono i commercianti, ci sono i distributori che forniscono i nostri locali, ci sono le palestre, i commercianti, gli ambulanti. Adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo in studio per parlare di un'iniziativa della diocesi di Treviso che ha deciso di istituire un fondo a sostegno delle famiglie ma anche delle imprese in difficoltà, come ci racconta il vescovo di Treviso Tomasi. Un fondo a sostegno delle famiglie ma anche di microcredito alle imprese in difficoltà. Ad attivarlo la diocesi di Treviso partendo dalle segnalazioni quotidiane alla Caritas.
Anche solo pensare che cosa vuol dire per una famiglia affrontare la didattica a distanza dei figli, oppure cosa devono fare alcune realtà, alcune aziende che sono chiuse praticamente ormai da più di un anno, che non riescono ad andare avanti. Così la Chiesa trevigiana ha deciso di intervenire con atti concreti. Vorremmo attivare in tutta la diocesi, in 5 punti differenti della diocesi, dei centri di ascolto, dove ci sono anche delle famiglie sentinelle che ascoltano, che vedono dove ci sono dei bisogni. Perché molte volte il pudore di chiedere è più forte delle necessità. 500.000 euro quelli che la diocesi mette a disposizione dall'8 per 1000. Ci sarà il fondo di comunità per le famiglie e ci saranno degli strumenti di microcredito. Per le famiglie il contributo potrà arrivare fino a 3.000 euro e non dovrà essere restituito, mentre per le aziende si potrà arrivare fino a 25.000 euro da restituire in rate a lunga scadenza. L'idea è quella di attualizzare i principi di economia etica, sfociati alla fine dell'Ottocento nel fenomeno trevigiano e veneto delle leghe bianche. Il Beato Toniolo è uno di questi grandi che ha insegnato alla Chiesa universale poi a pensare in queste categorie della solidarietà, della sussidiarietà, del bene comune, dell'aiuto reciproco, della reciprocità. Un'iniziativa che conta anche sul sostegno di chi, soprattutto in questo momento, può dare. Dare e ricevere insieme, questo costruisce la vera identità di una comunità come la nostra. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove i carabinieri del NAS hanno ottenuto e sequestrato l'elenco completo delle persone vaccinate nell'ULSS 1 Dolomiti. L'accesso dei militari risale a martedì sera negli uffici del Dipartimento di Prevenzione dell'ospedale di Belluno. Sono controlli che si stanno facendo ovunque, ha precisato il direttore generale dell'azienda sanitaria bellunese Carraro. Proprio ieri, a domanda precisa, il direttore Sandro Cinquetti aveva detto di escludere con certezza che tra i soggetti vaccinati vi fossero persone che non ne avessero diritto. Qualcuno senza priorità è arrivato ed è stato vaccinato, ha precisato Cinquetti, ma il dato è irrilevante. Pur con un incremento degli accessi al nuovo portale della Regione dedicato alla prenotazione dei vaccini, il sistema nel territorio dell'ULSS 1 Dolomiti ha retto, contrariamente a quanto accaduto altrove. Abbiamo aperto, ma siamo preoccupati per le scorte sempre più risicate, ha detto Carraro. Da mercoledì ULSS Dolomiti ha aperto le prenotazioni dei vaccini nel nuovo portale avviato dalla Regione. Over 80 vulnerabili, superfragili e disabili con legge 104 hanno potuto avere accesso al sistema tramite l'inserimento del solo codice fiscale che riconosce l'utente e le esenzioni possedute in base alle patologie. Dal 1° aprile il sistema è diventato operativo ed esteso a tutte le ULSS e in molti casi è andato in tilt. In provincia di Belluno diverse, al contrario, sono state le telefonate al numero verde per richiesta di chiarimenti. Forse non è tanto chiaro che non è che il cittadino qualsiasi si può prenotare, perché dobbiamo ancora andare con le categorie a rischio, quello del piano vaccinale. E poi c'è comunque il problema delle forniture dei vaccini. So che si stanno esaurendo in questo momento le disponibilità per over 80 fra vulnerabili e disabili. L'auspicio è che le dosi comincino ad arrivare con cadenza regolare, circostanza che consentirebbe l'implementazione delle agende e l'ampliamento dell'offerta. In questo momento per le attività programmate abbiamo il vaccino. Per aprire nuove slot, nuove attività, voglio essere tranquilla sull'arrivo delle forniture. Per dubbio o necessità di qualsiasi tipo, l'azienda sanitaria bellunese ha attivato un nuovo numero 0437 1849 900, attivo il sabato dalle 8:30 alle 16 per supportare chi è in difficoltà ad effettuare la prenotazione. Guai in vista per un allevatore titolare di un'azienda agricola alla Muda di Sedico. L'uomo avrebbe venduto o ceduto 20 capretti destinati probabilmente alla macellazione a un agricoltore trentino fermato dalla Polstrada di Belluno per un controllo. Gli ovini erano ammassati in una gabbia metallica e l'uomo non aveva con sé alcuna documentazione che accertasse l'autorizzazione al trasporto né i documenti fiscali richiesti dalla legge. I capretti sono stati sequestrati e riportati nell'azienda a Gordiano
Agordina. Il trasportatore è stato multato per irregolarità quantificate in 5.000 euro. Stessa sorte toccherà al titolare dell'azienda agricola che ha sede lungo la 203 Agordina. Gli accertamenti sono stati delegati alla Guardia di Finanza. Andiamo adesso in Alpago, sul lago di Santa Croce. In questi giorni uomini e mezzi stanno lavorando dalle rive e molto materiale legnoso che era spiaggiato è stato rimosso, ma facciamo il punto. Sono cominciate nei giorni scorsi le operazioni di rimozione dei detriti del lago di Santa Croce, un lavoro necessario per garantire la sicurezza delle attività sportive e turistiche, ma soprattutto per consentire l'utilizzo del bacino come area di rifornimento del Canadair per l'antincendio boschivo. A causa degli eventi meteo di dicembre, molte zone del lago erano occupate infatti da tronchi e alberi galleggianti o in affioramento. La provincia aveva attivato un primo progetto di pulizia che inizialmente prevedeva l'utilizzo di imbarcazioni per rimuovere i detriti. Sin qui però non è stato necessario intervenire dal centro del lago, ma soltanto sulle sponde. Direi che stanno lavorando molto bene perché abbiamo appena iniziato l'intervento, ma già molto materiale è stato rimosso. Si tratta di una quantità ingente che è scesa il 6 dicembre con le piogge del 6 dicembre. Pensiamo di finire quantomeno entro la metà di aprile, anche se il cronoprogramma parla di 2 mesi di lavoro circa. I lavori, che dovevano concludersi entro la fine di maggio, secondo il cronoprogramma in tempo utile per l'avvio della stagione turistica, saranno ultimati verosimilmente molto prima. Questa parte stiamo anche creando appunto un'area più sicura dal punto di vista balneare, perché si erano formate delle buche e nella rimozione delle ceppaie c'erano ulteriori problemi, e quindi abbiamo deciso anche di fare un livellamento di quest'area in maniera che ci sia più sicurezza per chi va a fruire del lago di Santa Croce. Una giornata da passare insieme in una Pasqua resa molto complicata dal Covid e dalle restrizioni che ben conosciamo. Proprio per questo Antena 3 non vi lascerà soli e dedica a tutti voi, telespettatrici e telespettatori, una maratona speciale con collegamenti dal territorio, tanti ospiti e musica. Si parte alle 10 del mattino con la diretta della Santa Messa solenne di Pasqua dalla Basilica di San Marco a Venezia. Dopo la Santa Messa la nostra diretta, dove non mancheranno vere e proprie sorprese, fino al telegiornale di Treviso delle 19:30, ma i veri protagonisti della giornata sarete voi, con i vostri messaggi, i vostri video, i vostri auguri al numero 0422, lo avete visto, 162 8332, potrete chiamarci in diretta, mentre al 351 1755 340 che avete visto potrete mandare i vostri messaggi e video di auguri. È tutto da Treviso e Belluno, non ci sono aggiornamenti, vi lascio alle previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Benvenuti al meteo. La pressione atmosferica inizia a calare per l'avvicinamento da nord-est di una depressione associata ad aria fredda. Qualche fastidio lo causerà al nostro territorio, ma nel complesso la giornata risulterà in prevalenza asciutta. E allora vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 2 aprile ci mostra un ampio soleggiamento e un cielo al massimo poco nuvoloso. Sarà possibile una maggiore instabilità invece sui rilievi, con occasionali piovaschi nel pomeriggio sera. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo soleggiato, col passare delle ore sono attese isolate piogge sui monti. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime sui 19-22 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole dappertutto, nel pomeriggio addensamenti sui settori alpini di confine, qui con qualche precipitazione. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti.